Questo programma è offerto da Micra. Buonasera, bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Domani è il giorno di San Martino e, come dice il detto, a San Martino ogni mosto diventa vino, perché insomma si potrà bere il vino novello, quello insomma che ci siamo ritrovati nel bicchiere, che è frutto di quella che è stata un po' l'ultima vendemmia. Una vendemmia che è stata sicuramente particolare, perché ci siamo lasciati alle spalle una estate una delle più torride degli ultimi anni. Insomma c'era molta preoccupazione perché insomma non c'era la pioggia, nei nostri vigneti le cose andavano bene per chi poteva irrigare, meno bene per qualcun altro, insomma c'erano tante preoccupazioni. Come è andata però questa vendemmia? Lo chiediamo ai nostri ospiti, ve li presento subito, con loro parleremo questa sera di vendemmia appunto e di vino. Buonasera e benvenuto a Matteo Lovo, che è il presidente Assoenology FVG. Grazie. Buonasera. Buonasera anche a Mirko Bellini, direttore della cantina La Delizia di Casarsa. Buonasera. Buonasera, grazie. E grazie anche a Massimo Del Mestre, direttore del Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, perché insomma vino e turismo vanno di pari passo, fortunatamente. Buonasera. Certamente, buonasera. Allora, prima di parlare con voi dei temi che un po' ho anticipato di questa sera, poi ce ne saranno anche altri, vediamo in questo servizio un po', facciamo un passo indietro, ritorniamo a metà agosto, subito dopo Ferragosto sono iniziate le vendemmie, quest'anno in maniera anticipata proprio per le particolari condizioni del meteo, e vediamo un po' che aria si respirava, quali erano le previsioni, e poi vediamo invece veramente com'è andata questa vendemmia. Vediamo. Cala la quantità, ma la qualità resta alta. È questa la previsione compiuta da Confagricoltura FVG sulla vendemmia 2022 per il Friuli Venezia Giulia, gravata dalla pesante siccità che ha colpito la nostra regione. Il calo generalizzato si attesta sul 10-15% del raccolto, più accentuato dove ci sono state grandinate, e ulteriore pericolo può essere creato da eventuali malattie come mal dell'esca e flavescenza dorata, favorite proprio dal gran caldo. Parliamo di una vendemmia anticipata rispetto alle ultime annate, ma comunque di una vendemmia che può essere quasi allineata a quelle che sono state anche le passate annate calde, in quanto per l'appunto queste temperature di quest'anno, questa leggera magari anche carenza idrica ha portato le uve ad avere una maturazione leggermente anticipata rispetto a quella che può essere una media. Ci aspettiamo una produzione che può essere in calo rispetto a un'annata media o medio normale, insomma del 10-15%, quindi non ci aspettiamo dei cali esagerati. Qualitativamente devo dire che il livello sanitario è veramente ottimale, vediamo che già i parametri analitici sono molto buoni, da livelli zuccherini, l'acidità, tutto quelli che sono insomma i parametri di scelta, e quindi devo dire che ci aspettiamo un bel livello qualitativo anche da quest'anno. Un'annata che è stata anomala fin dall'inizio, perché è partita tardi, poi ha recuperato, poi c'è stata questa siccità di cui non ci si aspettava, c'è stata la possibilità, chi ha avuto la possibilità di irrigare il minimo necessario, è riuscito a sta portando a maturazione perfetta i grappoli, per cui presumo che dal punto di vista qualitativo sicuramente sarà un'annata molto buona. E queste dunque erano quelle che erano le previsioni di metà agosto, fine agosto, quando sono iniziate le vendemmie. Insomma, si diceva una buona qualità, sicuramente una produzione ci si aspettava un po' in calo. Io parto da Matteo Lovo a chiedere insomma di trarre un bilancio, ecco, rispetto a quelle che erano le previsioni che abbiamo sentito. Oggi finalmente possiamo tirare una riga e fare un bilancio di quello che è stata la vendemmia di quest'anno per la nostra regione. Assolutamente, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo sentito appunto era una posizione un attimino magari pessimista che si aveva, realissima in quella fase, ma perché poi appunto sono mancate quelle che sono state le piogge che hanno salvato concettualmente un'annata, anzi
che se così con un po' andando prima alla conclusione dell'intervento, di un'annata grandiosa fondamentalmente, viste le premesse che c'erano, come detto appunto da Butussi, essenzialmente ci si aspettava questo grande calo. Ad oggi non abbiamo ancora chiuso le dichiarazioni di produzione, ma ci si aspetta quello che è invece, diciamo, da un punto di vista quantitativo, un mantenimento dei numeri, dei valori rispetto all'annata scorsa, quindi un buon quantitativo, e da un punto di vista qualitativo hanno sorpreso fondamentalmente tutta una serie di varietà, soprattutto quelle tardive, in quanto sono quelle che poi hanno potuto beneficiare dell'acqua di fine agosto, e ragion per cui appunto hanno in qualche modo poi riparametrato tutti i valori analitici, non solo, soprattutto anche, l'abbiamo vissuta tutti, ma è stata, diciamo, un fine agosto e soprattutto un settembre in cui c'era una buonissima escursione termica, quindi anche appunto tutti i bianchi aromatici hanno avuto, diciamo, a seconda delle zone, chi più chi meno, diciamo, questo, ecco, la macchia di leopardo è più che mai quest'anno stata, diciamo, una descrizione corretta di quella che è la vendemmia, ragion per cui la provenienza delle uve ha fatto la differenza. In un'ottica complessiva appunto la qualità sicuramente è medio-alta. Ok, poi diamo anche magari qualche numero per quanto riguarda la produzione. Prima però volevo sentire Bellini, la cantina di Casarsa, una delle più grandi della regione, 400 soci, insomma anche voi avete iniziato il 18 agosto quest'anno, insomma anche qui che bilancio possiamo trarre per quanto vi riguarda? Beh, sono concorde con Matteo, annata ottima, firma che ogni anno la vendemmia sia così, il periodo vendemmiale. Abbiamo avuto come tutti il periodo precedente, il periodo di gran caldo e di assenza d'acqua. Lì il Friuli è una terra fortunata perché c'ha l'acqua, c'ha dei consorzi di bonifica che hanno funzionato, ci hanno permesso di irrigare. Forse quest'annata ci ha fatto capire quanto è fondamentale andare sempre di più verso dei processi tecnologici che ci permettano di fare dei bilanci idrici corretti, usare la quantità di acqua che serve necessaria e non in eccesso. Il periodo della vendemmia è stato ottimo, come la vendemmia di settembre dell'anno scorso. È stato un settembre caldo, asciutto, che ci ha permesso di portare a casa, nel nostro caso, circa 20.000 quintali di uva in più, quindi un 6-7%, annata generosa. L'unica nota un po' di difficoltà l'abbiamo avuto sugli spumanti, perché le acidità inevitabilmente erano un po' più basse. Questo caldo ha mangiato un po' di acido, però dal punto di vista qualitativo ottima, dal punto di vista della sanità non sentire un odore di marcescenza su 320.000 quintali vuol dire che è stata un'annata grandiosa. Sì, come diceva, insomma, da metterci la firma. Per quanto riguarda il movimento turismo del vino, anche per coinvolgere intanto anche Massimo Del Mestre, sicuramente se la produzione va bene, la qualità è ottima, diciamo che anche voi, insomma, fate la promozione, insomma, del nostro turismo attraverso il vino, insomma, ne risentite. Quindi, insomma, un commento anche da parte sua su quello che può essere stata la vendemmia di quest'anno. Confermo quello che dicono Mirko e Matteo. Adesso bisogna, questo ottimo prodotto che sta uscendo dalle cantine, bisogna venderlo, no? L'enoturismo, cosiddetto il business to consumer B2C, sta crescendo moltissimo. Anche questa primavera, estate, abbiamo avuto dei dati molto importanti anche con l'evento Cantine Aperte di maggio. Siamo soddisfatti, molto soddisfatti, perché il nostro Friuli Venezia Giulia sta venendo fuori, è sempre più conosciuto. Ci sono anche dei dati del turismo molto molto importanti, quindi stanno arrivando i clienti, stanno arrivando i turisti, e quindi le aziende hanno capito che anche questa opportunità di business, opportunità di accogliere il turista diventa sempre più importante, non soltanto per un aspetto chiaramente commerciale, ma soprattutto anche per un aspetto di comunicazione. Quindi siamo soddisfatti, c'è da fare ancora qualcosetta, magari approfondisco più tardi, però siamo soddisfatti perché anche le aziende stanno continuando a crescere, come nella nostra organizzazione. Ormai il prossimo anno faremo 30 anni di cantine aperte, quindi
Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti finalmente a far capire che la nostra terra, il nostro Friuli non ha nulla da invidiare da nessuna parte del mondo, anzi ha delle peculiarità veramente importanti. E quindi la consapevolezza e dell'imprenditore del vino ma anche del corregionale è fondamentale, anche perché iniziamo a dire che il nostro Friuli è bello e si sta bene. Questo noi lo diciamo da molto tempo, l'importante è che il messaggio insomma, venga recepito anche insomma, nel mondo, nelle altre parti d'Italia, in modo da portare più turismo qui, ma di questo ne parliamo sicuramente dopo. Accennava a cantine aperte, anche di questo tratteremo dopo, perché anche nel weekend alle porte insomma, c'è un altro appuntamento molto importante, ma poi entriamo nel dettaglio. Volevo tornare da Lobo per chiederle se riusciamo a fare una mappa intanto con dei numeri sulla produzione di quest'anno, di questa vendemmia, e poi anche capire, insomma si diceva un po' a macchia di leopardo, dove è andata meglio, dove è andata magari meno bene e perché. Ma essenzialmente, come si diceva prima, la produzione è stata mantenuta. È stata mantenuta sicuramente, diciamo, rispetto a quello che può essere una mappa, la parte di pianura sicuramente ha, in qualche modo, essendo irrigua, appunto come giustamente diceva Mirko, i consorzi di bonifica hanno fatto veramente la differenza. La nostra regione è una regione laddove appunto in pianura l'irrigazione è stata la manna dal cielo in un'annata siccitosa come questa. Sicuramente il territorio leggermente più in difficoltà è stata la collina, che storicamente non è irrigata. Questo diciamo, è stato interessante, ecco, questo binomio, no? Pianura e collina, con le dovute differenze, anche se diciamo, nel complesso, come detto, la produzione è stata mantenuta. Collina che ha visto probabilmente diciamo, nella sua interezza fare un meno 5%, questo diciamo, ha fatto anche ragionare, no? Nel senso che nonostante tutta questa siccità, poi alla fine, nonostante l'assenza di irrigazione, appunto la produzione è rimasta molto valida, molto di qualità, quindi ecco che la famosa parola, la resilienza, che poi si parla della vite, quest'anno più che mai è stata messa in evidenza appunto in zone anche dove questo era totalmente inaspettato, quindi la collina senza irrigazione. Quindi una grande, dal mio punto di vista, importanza. Quest'annata è un anno chiave per capire tutta una serie di necessità che ha la nostra regione, sia da un punto di vista promozionale, sia da un punto di vista appunto degli investimenti futuri, insomma, quindi faccio riferimento a quello che è un progetto attuale di irrigare anche la collina, ecco. Sì, su questo torniamo subito dopo la pubblicità, ci fermiamo un attimo, poi torniamo a parlare con i nostri ospiti, a tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG stiamo facendo un po' il bilancio su quella che è stata la vendemmia del 2022. All'inizio di questa parte, della prima parte di trasmissione, insomma, alla fine, prima della pubblicità, è emerso insomma, questo tema, naturalmente poca irrigazione quest'anno, meglio in pianura sicuramente che in collina, anche lì Bellini bisognerà cercare di guardare un po' al futuro. I consorzi di bonifica hanno fatto molto, ma non solo per le viti, ma per tantissime altre coltivazioni, bisogna fare dei ragionamenti. Ecco, questa estate ci ha insegnato questo, che insomma non possiamo rimanere fermi da questo punto di vista. Ecco. Sicuramente l'acqua sarà uno degli elementi strategici del futuro, è sempre stato uno dei primi elementi di produzione. Siamo 27-28 mila ettari di vigneto su 750 mila ettari che è il Friuli, 160 disseminativi, quindi la vera gestione del territorio è fatta dalla zootecnia, è fatta dall'agricoltura, dalla cerericoltura, quindi l'acqua va portata e va distribuita. Bilanci idrici saranno insieme ai bilanci di concimazione, il futuro di quello che è l'agricoltura, anche in virtù di quelli che sono i costi dell'energia per muovere, per utilizzare le macchine, per utilizzare l'acqua. La vite, come diceva bene Matteo, è un animaletto che sa gestirsi da solo. È stata un'annata fortunata perché è piovuto poco dal primo giorno, ha piovuto poco da aprile, quindi la vite si è equilibrata subito ad avere poca acqua. Perché se si abituava ad averne tanta fino a maggio e dopo arrivava questo secco che è arrivato, allora lì avremmo avuto dei problemi molto più grandi. Abbiamo irrigato fin da subito, magari usando metà acqua rispetto all'anno prima, perché a un certo punto i consorzi hanno dovuto tagliarla e ha dato dei risultati, quindi vuol dire che prima buttavamo via acqua, l'acqua costa, l'acqua non viene persa nel mondo perché fa parte di un bilancio, però è un bene comune che se lo usiamo solo per l'agricoltura, solo per la parte dell'agricoltura, magari la perdiamo per altre produzioni, quindi
e bene la Regione che continui a lavorare sul concetto di portare l'acqua dappertutto. Ecco, ve ne siete accorti, ecco, rispetto anche ai vostri soci, insomma, Sì, sicuramente. per quello che vi hanno riferito, ecco, Ma naturalmente. quello lo vediamo, noi o vedendolo. gestiamo anche 120 ettari diretti nostri. Sì, anche poi per altro. E quindi vedevi i pozzi che da 1 metro, 2 metri, 3 metri, 6 metri, vedevo che cambiavano pompe, mettevano trattori. C'è stato un momento in cui avete detto quest'anno, insomma, la vendemmia, insomma... C'è stato un momento... io non ho avuto pensieri più di tanti, li ho avuti dal 20 al 30 di luglio. Lì, ho detto, se lì non spacca, allora dopo diventava un po' più pericolosa la cosa, però sono diciamo, temperature sì elevate, ma condizioni per fare agricoltura, per fare prodotti di qualità con dei profumi, dobbiamo guardare a 360 gradi. Infatti. Quest'anno abbiamo mangiato della frutta che era fantastica. È vero. Quindi quando la mela, quando le fragole, quando quei prodotti lì hanno profumo, la pesca, anche l'uva sarà buona, penso, no Matteo? No, è interessante il fatto di dire forse in passato abbiamo usato anche troppa acqua, l'ovo, quanto può o buttata via, cioè da enologo, insomma, quanto incide, perché un conto è dire irrigare, no? Uno dice vabbè irrigare, ma anche lì va fatto con un senso. Essenzialmente quello che è un parametro, diciamo, medio, fondamentalmente possono essere i 2 millimetri di acqua al giorno come idea. E questo è un valore medio appunto di mantenimento e di mancanza di stress. Dovete pensare che è un valore veramente molto elevato che spesso e volentieri non c'è, parlo della collina chiaramente, in pianura viene fornito. Quest'anno è stata un'annata veramente assurda, in quanto anche il consorzio poi ha in qualche modo dovuto, come giustamente diceva Mirko, rivedere i quantitativi che poteva concedere ad ogni territorio, no? Anche perché se è vero che la viticoltura è probabilmente il settore quello, diciamo, che fa più alto reddito nel mondo dell'agricoltura, ma non possiamo prescindere e dimenticarci degli altri settori, ragione per cui scelte di questo tipo sono state veramente molto difficili. Sicuramente l'acqua, come dico, è un fattore essenziale, l'abbiamo, diciamo, è scontato, no? Diciamo, purtroppo anche irrigando quest'anno la forte siccità unita al grandissimo caldo, quindi mancanza d'acqua, temperature africane in periodi magari dove non solitamente c'erano temperature così elevate e in alcune situazioni, per esempio invece di collina, appunto unita addirittura anche a un'esposizione al vento particolarmente forte, ha fatto sì che si creassero appunto delle situazioni veramente di estrema difficoltà per la pianta, che giustamente, come diceva Mirko, fin dall'inizio, diciamo, ha subito questo stress, quindi si è subito posta in una situazione di minor produzione, no? È normale che appunto in una fase di stress la pianta, invece che pensare a fruttificare, pensi a sopravvivere sostanzialmente. E quindi questa era la preoccupazione che avevamo appunto fino a luglio, quando poi si cominciavano a tirare delle stime, delle somme, insomma. Ecco, a proposito di somme, proviamo a fare un po' la pagella così dei vini, partendo dai bianchi, quali varietà sono andate meglio, quali meno, un bilancio da questo punto di vista, partiamo dai bianchi. Ma se dobbiamo fare appunto questa pagella, che è una cosa divertente, no? Perché poi dopo per un enologo, diciamo, ogni vino è un po' come un figlio fondamentalmente, viene difficile dire quale dei figli è il migliore, no? Sicuramente hanno delle prestazioni magari differenti. Sì, diciamo rispetto a questa annata, non a livello generale. Ecco. Ritornando esattamente, ritornando un attimino a quella che è l'annata vissuta, diciamo è facile poter dire che le varietà precoci, come appunto è ovvio che sia, avendo goduto di meno delle precipitazioni agostane, sostanzialmente sono state quelle che raccolte subito dopo la pioggia non ne hanno beneficiato, quindi ecco quali sono, diciamo, le varietà. Parliamo di magari Pinot Grigi, di Sauvignon, su cui possono, sempre a macchia di leopardo con le dovute differenze, insomma, ma esserci state le maggiori, tra virgolette, criticità. Sicuramente anche gli spumanti, come ha detto da Mirko, l'acidità quest'anno
essendo stato un grande caldo, sappiamo benissimo che appunto il grande caldo va a bruciare quello che è il corredo acido di un mosto, ragion per cui appunto qualche difficoltà c'è stata sicuramente. Ecco, probabilmente da un punto di vista sempre generale della regione, più in zone di terreni sciolti piuttosto che magari invece in zone laddove magari il sottosuolo è formato da ponca, quindi calcare, zone, situazioni in cui appunto magari c'è un'altra tipologia di reazione, ecco, da parte della pianta. Ecco, sui rossi? Varietà tardiva è ragione per cui fanno parte di quelle varietà che hanno beneficiato dell'acqua. Quest'anno diciamo, possiamo dire che siamo sicuramente molto soddisfatti dei rossi in generale, no? Ecco, si sono comportati tutti molto bene, ma anche per quale ragione? Perché abbiamo goduto poi, ok, l'acqua è arrivata, ci siamo tutti tranquillizzati, ma non solo è arrivata l'acqua, è stato un meteo spettacolare, sì. no? Non è così scontato e banale nella nostra regione avere un settembre, un fine settembre, un inizio di ottobre, laddove è vero che ha piovuto, c'è stato qualche fenomeno insomma piovoso, però nel momento perfetto, cioè ci ha lasciato lavorare e mantenere la sanità anche delle uve rosse veramente a livelli di perfezione, quindi ricorderemo quest'annata probabilmente molto più per i vini rossi che per i vini bianchi. Qualche nome, così se qualcuno merita più di qualcun altro? Ma allora, diciamo che il nostro Refosco concettualmente è una varietà non per niente, poi ne abbiamo fatto il portabandiera della regione, che più si adatta ad ogni territorio, ragion per cui appunto nel tempo ha saputo interpretare al meglio ogni zona e ogni stagione, quindi Refosco sicuramente varietà interessantissima, non vorrei dire la numero uno da un punto di vista della qualità, ma ha sorpreso anche lo Schioppettino, per esempio, ha sorpreso sicuramente il Merlot, maturità come quest'anno, magari su zone là dove appunto il terreno comunque non porta mai a gradazioni alcoliche elevate, quest'anno grazie all'acqua, grazie alla siccità, quindi situazione di pulizia, di salubrità delle uve meravigliosa, appunto si sono raggiunti veramente dei risultati che ricorderemo per molto tempo. Ecco. Sì, possiamo proprio definirla un'annata ottima. A proposito di bel tempo, meteo, insomma si può stare in vigna volentieri, sia a vendemmiare, a fare anche le vendemmie didattiche del Mestre, insomma anche questo vi aiuta a portare la gente tante volte tra i filari e fare scoprire quel tipo di turismo lento, insomma, che abbiamo riapprezzato anche con il Covid, eccetera. Sì, sì, ormai noi siamo riconosciuti come cantine aperte, però ormai cantine aperte è tutto l'anno. Quest'anno, già dall'anno scorso, anche per spingere ulteriormente i nostri progetti, abbiamo ideato vigneti aperti. Quindi in poche parole il turista, il visitatore può andare in cantina ogni weekend. Perché stimoliamo a mettere questi cappelli eventi? Perché vogliamo sempre di più stimolare il vignaiolo, l'imprenditore agricolo a capire che essere presente anche nei weekend, già lavorano tutta la settimana, ma noi li spingiamo anche a fare nei weekend, che a volte un po' si innervosiscono, però è la strada giusta. Perché? Perché ormai il fruitore, il turista vuole poter entrare nelle aziende, nei vigneti e sentire queste belle storie che vengono raccontate. Un altro aspetto, per collegarmi a quello che dicevate, è proprio l'aspetto della sostenibilità, no? Raccontare quello che diceva Mirko Matteo sul rispetto dell'acqua, sul rispetto della sostenibilità. Per il target dell'appassionato del vino, del visitatore di cantina è molto interessante. Parlare che la nostra regione si occupa di basso impatto ambientale, di rispetto dell'acqua, tutti questi argomenti sono argomenti che nella comunicazione ormai sono fondamentali, anche perché va detto che il target, che il turista che frequenta le cantine è un bel cliente. Un esperto ormai, possiamo dirlo, insomma, sotto certi punti di vista, insomma. Diventa esperto, no? Però ha un atteggiamento che lo porta a diventare certo. esperto, quindi ha una voglia di sapere, di capire e di sentire tutte queste belle racconti che ormai sono sempre più fondamentali, non solo sotto l'aspetto del fare il turismo, ma anche di avvicinare la comunicazione tra persone. Adesso c'è bisogno di avere un rapporto un po' più empatico tra le persone, dopo anche
quello che abbiamo passato, c'è una voglia di stare insieme. E diciamo che se anche questi turismi hanno una certa propensione a spendere, a portarsi a casa la bottiglia, insomma, sì, aiuta, ecco, sì, diciamo, aiuta da questo punto molto di vista. e va detto che noi quando ci confrontiamo con le aziende chiediamo sempre il dato di qual è la presenza, la percentuale di vendita diretta perché la diversificazione è sempre più importante, certo. no? È chiaro che vendere il vino in modo tradizionale, B2B, è il pilastro, però questi denari che hanno pochi passaggi, quindi più marginalità, insomma danno una bella spinta, una bella benzina all'imprenditore che è sempre sul pezzo. Ecco. Eh sì, un sistema che funziona, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo a parlare anche di come vendiamo il nostro vino nel mondo tra poco. Di nuovo in compagnia di Economai FVG, puntata dedicata al vino perché, insomma, come recita il nostro titolo, a San Martino ogni mosto diventa vino e Bellini, lo dicevamo prima della pubblicità, insomma è importante promuoverlo il vino, poi bisogna anche venderlo, voi insomma avete rapporti con tutto il mondo, un po' per fare la mappa anche qui, quali sono i mercati che stanno andando per la maggiore. Abbiamo superato anche il problema del Covid, ce lo portiamo ancora dietro oppure questa voglia anche di ripartire, di grande rilancio, sicuramente vi ha dato una spinta rispetto agli ultimi 2 anni, però insomma qual è la situazione adesso che questo vino nuovo bisogna venderlo? Quanto stiamo? 2 o 3 giorni a parlare? No, so che con la domanda è sua bella capacità ampia. di sintesi ce la faremo. D'accordo. Allora, il vino è stato fatto, abbiamo fatto l'uva, qui questi nuovi enologi, sì. Matteo dimostra la nuova partenza. E dopo parliamo anche gruppi, di giovani nel mondo del vino. Esatto, che facciano questo vino. Adesso andiamo fuori sui mercati. Allora, quali sono i mercati che vanno? Sicuramente il mercato americano. Il tutto si lega oggi di più a quella che è il momento economico che stiamo vivendo e quali risultati sta dando questo momento economico. Sostenibilità importante, elemento di forza, che però da dicembre dell'anno scorso si è stata accantonata, la sostenibilità economica, sociale e ambientale, ma se viene meno la sostenibilità economica, il giochino inevitabilmente. Pensare che una bottiglia vuota passa da 16 centesimi a 40 centesimi, portiamo alcuni dati, noi nella vendemmia spendiamo 110.000 euro di energia elettrica, mediamente quest'anno abbiamo spesi 440.000. La corrente elettrica costava 16 centesimi, a agosto costava 89 centesimi, adesso costa 30 centesimi. L'unica cosa che abbiamo potuto fare l'anno scorso per le aziende che fanno i volumi come noi era vendere il più possibile cercando di aumentare il prezzo. 4 aumenti in un anno su un prodotto come Prosecco, ti lascio immaginare che tensioni creano col mercato. Quindi l'America sta andando bene, il dollaro da 1 a 1,40 è passato con un rapporto 0,9 1, gli Stati Uniti vendono energia, vendono la materia prima, hanno sì un'economia anche loro che ha una certa inflazione, ma che è un'inflazione data dalle vendite che fanno, dal consumo che è alto e quindi stanno ritirando molto, soprattutto sul canale Prosecco e sul canale Pinot Grigio. Si è bloccata la Russia che era un buon mercato, l'Inghilterra mi pare che stanno imparando e sono diventati più bravi degli italiani, cambiano il governo ogni 40 giorni e quindi la loro fuoriuscita dalla Brexit non hanno le idee molto chiare, c'è un po' di tensione economica, probabilmente avranno anche qualche tensione sociale visto i problemi che dal punto di vista economico hanno. La Germania non sta andando male. L'Italia è un fenomeno tutto a sé stante, è un mercato interno, che continua ha trainato molto bene. Noi abbiamo fatto una crescita in generale quest'anno come azienda del 35% del fatturato, quindi, però il mercato italiano ha tenuto, bisogna vedere fino a quando riesce a tenere. È il Covid chiaramente da questo punto di vista, anche per voi, bar, ristoranti, insomma le chiusure, insomma aveva fatto parecchio male. Però oggi i ristoranti lavorano. No, certo, dico. Sono pieni, c'è gente. Quindi non so se questo è sfalsato rispetto al sistema economico o quanti soldi hanno realmente gli italiani in tasca. D'altro lato c'era la voglia di uscire. Il Covid ha mandato alcuni messaggi importanti
che forse non li abbiamo recepiti tutto. Sta cambiando il mondo, è cambiato il mondo. L'informatizzazione la fa da padrone, quindi Industria 4.0 è stata una magnifica invenzione o idea per far partire, però ha messo anche alla luce quanto indietro eravamo noi come aziende, soprattutto nel settore agricolo. Cioè, noi parliamo ogni giorno friulano, un giorno hai aperto la finestra e parli un linguaggio informatico. Quindi questa grande informatizzazione che c'è non trova riscontro in quella che realmente oggi c'è all'interno delle aziende. È cambiata la maniera di lavorare, una volta parlavi con il cliente via telefono, dopo c'era le mail, adesso praticamente ti vedi ogni giorno col cliente negli Stati Uniti tramite un collegamento via web. Bisogna adeguarsi, insomma, naturalmente a questi, anche sì. se... Insomma, però dall'altro lato io credo che ci sia un punto fondamentale che è quello di trovare gli equilibri per le nostre aziende sui mercati che possono arrivare. Cioè, sì. Uno può mandare, un'azienda che fa 10.000 bottiglie, può mandare 1.000 bottiglie a Hong Kong se vuole. Credo però che trovare dei cerchi concentrici a partire dalla sede dell'azienda sui mercati che può arrivare siano fondamentali, come è fondamentale portare gente a consumare nelle nostre aziende. Certo. Io guardavo alcuni dati del turismo, sì. Veneto 65 milioni di persone in un anno di turisti, il Trentino 51 milioni di persone e in Trentino ci vanno in macchina, in Trentino Alto Adige ci vanno in macchina, quindi quelli quando ripartono caricano quel cartone di vino. La crescita dal punto di vista dell'immagine del Friuli magari ha sopperito a alcune carenze che noi abbiamo avuto a livello di mercato nazionale. Abbiamo perso ogni tanto il punto di riferimento, però hanno ragione quando entrambi dicono che sta crescendo l'immagine del vino del Friuli Venezia Giulia nel mondo, ma soprattutto in Italia. Sì, questo sicuramente penso sia confermato anche dal movimento turismo del vino del Mestre. Adesso insomma, è occasione anche per parlare del weekend che ci aspetta con il vostro appuntamento autunnale di cantine aperte e che quindi sarà una bella occasione per mandare tante persone in cantina sabato e domenica. Sì, è il nostro evento autunnale, Cantine Aperte a San Martino, sono 42 le aziende aperte. Per fare un esempio, a Cantine Aperte standard, quello di maggio, sono 80, quindi sono comunque numeri importanti, perché avere tante aziende che sono aperte, sono organizzate, creano sempre di più eventi che non sono semplicemente apro l'azienda, ma accolgono il turista, fanno tutta una serie di iniziative che ormai le conosciamo, che siano le verticali, le cene con i vignaioli, ma anche qualcosa di più di valore aggiunto, no? Noi cerchiamo sempre un po' di stimolarli su lavorare su un prodotto unico di valore, diciamo, cerchiamo di tirare fuori l'esclusività che ogni azienda dal prodotto ma dalla loro storia c'ha sempre, anche perché ribadisco, come dicevo prima, il target, il turista, l'enoturista è appassionato di queste dinamiche, vuole sapere storie. Si parla di storytelling, tutti questi inglesismi, ma storytelling è far raccontare quello che si fa e come si è arrivati a farlo, no? Quindi sarà appunto sabato e domenica 12 e 13, dalle 10 alle 18:30, alle 18 la sera, ci sono anche le cene. Andate sul sito cantinaaperte.info, ma ormai attraverso la comunicazione tecnologica ci atterrate facilmente e divertitevi, perché devo dire che rispetto all'evento di aprile è un evento un po' più curato, meno presenza ma più accoglienza. Certo, sì. Quindi vi troverete nei tavoli, delle belle sale di degustazione delle aziende e ascolterete delle belle storie, anche perché molto spesso le cantine sono anche dei luoghi proprio belli da visitare, insomma, con un suo fascino, ecco, detto, non è che merita anche per chi, voglio dire, non vuole assaggiare bicchiere di vino perché magari è astemio, accompagna qualcun altro, è un bel giro da fare comunque. Sì, ormai va detto, no, che l'enoturismo non è legato solo al mondo del vino, è proprio legato a
al turismo slow, certo. Si può degustare i prodotti tipici, ma appunto c'è chi fa la mostra d'arte, no? Cioè la cantina, soprattutto nel nostro Friuli Venezia Giulia, può diventare un hub di flussi, no? Anche perché è un target vario. Un dato interessante, le presenze di turisti, ribadisco quest'estate, quest'anno 22 è stato molto positivo, un turista su due, il 50% dei turisti che vengono a Friuli Venezia Giulia vogliono comunque avere una possibilità di fare una visita enogastronomica, che è una percentuale altissima, no? Quindi dovremmo lavorare su un flusso di turisti che esiste già nel balneare e nel montano per stimolarli a venire sempre di più in questi luoghi. Sì, come diceva Bellini, insomma, se noi alziamo il numero delle presenze, gioco forza, alziamo anche il numero delle vendite, del riscontro che abbiamo, esatto. che abbiamo sul territorio, che è fondamentale per la nostra economia, perché insomma lo ricordiamo sempre, il vino è un pilastro economico al pari della manifattura, quindi insomma tanto per rendere l'idea. San Martino, abbiamo detto il vino, ci sono anche le castagne in questo periodo, abbiamo detto cantine aperte, un'altra iniziativa però importante porterà anche i visitatori nelle osterie, lo vediamo in questo servizio. Sono 21 le osterie che hanno aderito al terzo appuntamento con Estate di San Martino in osteria per rinnovare un'antica tradizione contadina molto sentita in Friuli, essendo il santo protettore di molte comunità in cui si festeggia sia con riti sacri che con sagre ed eventi locali. Ognuna delle realtà coinvolte proporrà da giovedì a domenica un menù pensato ad hoc ed accompagnato da una binata di vino, il tutto a prezzi calmierati. Per l'occasione è stato realizzato un menù in italiano e friulano grazie allo Sportel Linguistic Regional per lingue furlane dell'Arlef. La 4 giorni dedicata al gusto quest'anno si intitolerà In Osteria a San Martino, anche castagne e buon vino. E chi vuole si può creare un proprio tour enogastronomico per passare questi 4 giorni, 10, 11, 12 e 13 di novembre. Le castagne la fanno da padrona, ma non solo le castagne, tutto il resto, i piatti tipici friulani, come ormai siamo abituati da tempo. Perché le nostre osterie è storia, è cultura, è realtà, si torna praticamente a ciò che ho vinto e del resto. Il motto del Comitato Osterie è ricordare, mantenere e trasmettere. Sarà un momento per far apprezzare ai turisti e anche ai giovani quello che è il bello della friulanità. E quindi insomma anche questo, insomma, un doppio appuntamento per chi vuole andare a cantine aperte, per chi vuole andare in osteria, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi perché poi volevo parlare con i nostri ospiti di Prosecco, a tra poco. Ultima parte di Economy FVG, lo dicevo prima della pubblicità, insomma volevo parlare di Prosecco con i nostri ospiti nell'ultima parte di trasmissione perché sicuramente insomma, il vino che ormai è diventato più di moda, il più venduto, magari a qualcuno questo non sta proprio al massimo simpatico perché si dice magari c'è qualche altro vino migliore, però insomma è un dato di fatto che il Prosecco caratterizza tantissimo insomma, la produzione di vino anche in Friuli Venezia Giulia, dove Prosecco insomma, è posto del Friuli Venezia Giulia, ha dato nome, insomma c'è stata una grande disputa anche su questo, però insomma vediamo in questo servizio, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Prosecco si mettono insieme e nascono anche degli esperimenti particolari, questo a fine settembre, vediamo. Si chiama Audace ed è il primo prosecco del Friuli Venezia Giulia che è maturato per 4 mesi sotto acqua, precisamente nel Golfo di Trieste. A battezzare le prime 6.492 bottiglie i governatori Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, che hanno degustato il prodotto ideato da Parovel e Serena Wines. Prosecco, il paese dove è nata la prestigiosa bollicina, ha sede a Trieste, dove però non si produce il vino che ha poi fatto piangere i francesi con il loro champagne. E quindi c'è un po' un ritorno al passato. Sì, perché 200 anni fa si è iniziato a dismettere la produzione
e poi i nostri vitigni prevalentemente coltivati sono gli autoctoni di Trieste, come la Malvasia, la Vitus, Calterano e il Refosco. Però ecco, il Prosecco dà proprio il nome al Prosecco, quindi noi con la nostra famiglia abbiamo detto beh, mettiamo qualche vite di glera e facciamo il Prosecco DOC Trieste. Ecco, Logo, insomma, il Prosecco è del Friuli Venezia Giulia, è del Veneto, va bene a tutte e due, insomma, come si risolve questa diatriba? Diatriba non ce n'è, nel senso che il Prosecco sicuramente è una grande opportunità commerciale al giorno d'oggi, è qualcosa che diciamo a seguito della diatriba sul friulano, appunto sul Tokai, è arrivata ed è stata sicuramente una grandissima opportunità commerciale, quindi questo è qualcosa di innegabile, anche a proposito di quello che diceva prima, a chi sta più simpatico e chi sta meno simpatico. Oggi sicuramente il dato di fatto è che è diventata la seconda varietà più coltivata nelle nostre regioni, ragion per cui voglia o no è un fenomeno con cui bisogna non solo convivere ma anche appunto forse fare diciamo squadra e strategia, senza dimenticare chiaramente che il Friuli non è solo Prosecco, questo è innegabile, le due cose convivono molto bene direi, nel senso che appunto poi ogni territorio promuove la sua eccellenza, ecco. Eh sì, forse perché un po' insomma, lo si associa a un prodotto del Veneto, Bellini, però a voi sta molto simpatico il Prosecco, nel senso che quante bottiglie fate, quante ne vendete? Sta molto simpatico sicuramente e credo che non ci sia nessuna diatriba, anzi il Friuli Venezia Giulia è la prima terra se lavora in una determinata maniera a livello Italia per produrre i vini bianchi. Siamo fatti fregare un po' dal punto di vista commerciale dall'Alto Adige, sono stati un po' più svelti a fare dei vini bianchi simili a quelli che fa o faceva il Friuli. Sono magari l'Alto Adige un po' più compatti, un po' più uniti nell'identità enologica, c'è più un'uniformità di promozione, però il Friuli Venezia Giulia è una terra per fare in primis i vini bianchi, è riconosciuta come la prima zona per fare dei vini bianchi in Italia e a livello mondiale sicuramente ha delle buone chance per dire la sua. Prosecco non c'è nessuna competizione con i nostri vini, anzi nella maniera più assoluta, è un grande business che ha creato una grande economia per tutti, anche per la nostra regione. Sono circa 700 milioni di bottiglie che vengono vendute nel mondo, se dobbiamo iniziare a discutere anche di un business e di un sistema economico come quello del Prosecco perché ci sono delle invidie o qualcosa del genere, vuol dire che probabilmente ci sta sfuggendo qualcosa di base. Sì, per una volta no, che abbiamo tra le mani qualcosa di veramente, insomma... Ma traina tutto, forse è il prodotto che ha la più grande crescita in questo momento, è un prodotto apri-porta, ma è un prodotto che non porta via niente ad altri vini, perché chi vuol bere un qualcosa di mosso, uno spumante, Charmat prende quello, se vuole andare un po' più alto prende uno champagne o un metodo classico, se vuol bere un vino fermo ha tutta la gamma dei vini fermi. Quindi sì, non a caso noi quest'anno faremo circa 16 o 17 milioni di bottiglie di Prosecco. Quindi, che venderete tutte ovviamente. Le vendiamo, ci manca un po' di roba per completare l'anno. Se dopo va qualche socio di casa e dice che il Prosecco non è un buon business, penso che rischia di essere strangolato. Penso di sì. Per quanto riguarda il movimento turismo del vino, insomma, il Prosecco è comunque un marchio insomma, che vi fa da traino, immagino, anche perché insomma, è associato chi viene da fuori Italia, insomma, ecco. Come diceva Mirko, è un'apriporta, no? Quindi è un'opportunità. È chiaro che a un certo punto si può decidere se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, e allora è una questione di saper cogliere l'occasione. Prima parlavamo anche di formazione, di capacità. È la capacità manageriale dell'opportunità che può dare questo business. Dico meglio, saluto anche la Elena Parova, il consigliere del movimento. Cosa ha fatto la Elena? Ha sì fatto il Prosecco, ma gli ha creato intorno tutta una serie di comunicazione come questo progetto Prosecco Audace che lo tengono in mare, sì. E quindi
cosa gli ha creato? Ha preso il prodotto, ma gli ha creato intorno una storia. Questo è sempre di più, dobbiamo stimolare gli imprenditori vignaioli a lavorare su questi aspetti, sulla comunicazione. Il marketing che insomma fa la differenza, no? A parità di prodotti, chi fa il marketing migliore vende di più. Quindi il Prosecco fa arrivare, fa acquistare, ma poi dopo intorno a questo si possono fare tante cose, ma veramente ci si può proprio divertire. Parliamo anche di nuove generazioni, perché sappiamo insomma il mondo dell'agricoltura è un mondo nel quale è un po' difficile avvicinarsi, però è anche un mondo che ha bisogno di tecnologia, di capacità, di idee nuove. Ecco, sicuramente Matteo Lobo, presidente di Assoenology del Friuli Venezia Giulia, incarna un po' anche questo passaggio generazionale, perché lei insomma è giovane e si è assunto un ruolo anche comunque di guida, di responsabilità per quanto riguarda la sua categoria. Ecco, oggi avvicinare i giovani è diventato più difficile o insomma c'è un ritorno? Ma è una domanda alla cui risposta è altrettanto complessa, no? Sicuramente, visto la tecnologia di cui disponiamo oggi, avvicinare le persone, quindi anche i giovani, è decisamente più facile. Ciò che trovo in contrasto è quanto in realtà il nostro mondo produttivo, intendo dire, quindi non la vendita nello specifico, ma la produzione sia in realtà una cosa che con la tecnologia che oggi avvicina, quindi social, quindi video, quindi tutta questa cosa, sia in realtà abbastanza lontana, no? È ragione per cui mi trovo un attimino sì, in difficoltà, diciamo che di questo si può fare un'opportunità, se ne deve fare un'opportunità, il nostro mondo sta andando avanti, dobbiamo assolutamente in qualche modo con l'occhio dei giovani, quindi di coloro che oggi rappresentano diciamo, il prossimo futuro e anche il presente, come nel caso insomma, del nuovo comitato di Assoenology FVG che mi pregio di rappresentare. Siamo un gruppo di 13 persone di cui praticamente l'80% al di sotto dei 40 anni, quindi sì, sicuramente un cambio, non dico epocale perché potrebbe anche non avere diciamo, un buon significato, in realtà appunto finalmente però questo cambio è avvenuto e questa è una grossissima responsabilità anche per il ruolo dell'enologo oggi, mi permetto così insomma di collegarmi alle parole di Massimo Del Mestre, è un ruolo chiave in tanti aspetti, no? Spesso e volentieri viene relegato alla semplice produzione, è sicuramente vero, quello è il compito principale, ma questa produzione ha una serie di, come dire, agganci, collegamenti poi appunto di natura economica, ma non solo, di natura anche di mantenimento dell'ambiente, quindi il turismo, quindi quando sentiamo parlare il movimento della sanità, che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chiedo scusa, che dice appunto mettiamo sulle etichette del mondo vino, del vino, tutte queste rappresentazioni, raffigurazioni di organi piuttosto che appunto scritte che inneggiano al non abuso. Beh, sì, tanto per spiegarlo a chi non lo sa, ma insomma lo sanno quasi tutti, insomma l'Organizzazione Mondiale della Sanità vorrebbe equiparare il vino sotto certi aspetti al fumo e dimostrarne i danni che questo può fare appunto con queste immagini che vediamo nei pacchetti delle sigarette, tanto per capirci che non è proprio il massimo su una bottiglia di vino che può essere consumata insomma a tavola con gli amici. No, non è proprio il massimo, è una follia esattamente, ma per quale ragione? Perché dietro a una bottiglia di vino c'è storia, c'è cultura, c'è tradizione, c'è lavoro, c'è economia, è ragione per cui prima di diciamo, equiparare appunto qualcosa che per noi è questo sostanzialmente, soprattutto in Italia, in un paese storico come l'Italia, io mi auguro veramente che la politica sappia in qualche modo reagire intelligentemente, già la Assoenology a livello nazionale l'ha fatto, ogni sede regionale in qualche modo è stata vicino a questa presa di posizione molto forte del nostro Presidente nazionale, ma perché
è un'assurdità. Oggi, come dico sempre, appunto, la senologia è questo contenitore di persone che si occupano, che secondo me fanno il mestiere più bello che un uomo possa fare, perché è a contatto con la natura, è a contatto con un prodotto che ha grandissimo, diciamo, contenuto poetico. Oggi non si beve più il vino per necessità, ma si beve il vino come, diciamo, abbinamento ad un cibo, quindi è piacevolezza il vino, è poesia il vino, e anche economia, è responsabilità verso l'ambiente. Quindi ecco che appunto le nuove generazioni sono chiamate a sfide molto importanti che tengono conto di tutti questi argomenti che abbiamo appena in qualche modo solo accennato. Allora siamo quasi in chiusura del Mestre, per concludere una battuta sua per quanto riguarda quello che potrebbe essere il danno enorme, insomma, se passasse una cosa del genere. Ma lo abbiamo detto, una follia, un danno enorme. Come diceva Matteo, attenzione, il vino, cioè, soprattutto nella nostra regione, che è una regione che ogni 3 chilometri c'è un'azienda che produce vino, che sia più strutturata, meno strutturata, cioè fa parte del nostro DNA, no? Cioè, io capisco, non è detto che capisco, certe indicazioni europee su queste dinamiche qua, però poi bisogna andare a confrontarsi nei vari territori, cioè se dovesse mai passare questo concetto qua sarebbe un danno non da sottovalutare, cioè noi stiamo parlando che il vino, tutto quello che c'è intorno al vino, il prodotto, la produzione, l'accoglienza, e poi gli diamo questa bottiglia che diventa un gadget che sempre di più stanno portando a casa con scritto il vino ti fa morire. Scusatemi, sì. siamo veramente alle follie europee, scusatemi la parentesi. Credo che insomma, siano parole che condivida anche Bellini, con il quale volevo concludere, ma su questo discorso del passaggio generazionale e anche della formazione che viene fatta, insomma, si può fare di più anche lì, magari per cercare di coinvolgere, di creare tecniche, insomma ci sono tanti corsi, anche gli ITS stanno facendo tanto da questo punto di vista, bisogna incrementare però quella forza nuova. Io credo che uno dei problemi più grandi che l'Italia oggi viva, nel momento economico che abbiamo, sia dato da 2 punti: l'informatizzazione delle aziende che non c'è stata, e secondo punto l'istruzione alle scuole. Oggi non esce fuori purtroppo dalle scuole delle persone adatte ad inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro, a dare quelle risposte che il mondo del lavoro ha bisogno, il mondo del lavoro che ha necessità di dare delle risposte ai sistemi economici delle aziende che cambiano quotidianamente. Parallelamente abbiamo perso una marea di tempo, di anni, per informatizzare l'Italia, e quindi oggi le nostre aziende non sono all'altezza di dare le risposte che il mercato ha bisogno, sia il mercato produttivo sia il mercato del lavoro. Questo ci fa tornare indietro. Temi che purtroppo rimangono aperti, sui quali sicuramente torneremo. Grazie tante agli ospiti che sono stati con noi questa sera, Matteo Lovo, Mirko Bellini e Massimo Del Mestre. Grazie a voi per averci seguito e grazie anche ai tecnici in regia, Simone Caramaschi e Francesco Snidero. L'appuntamento con Economai FVG ritorna giovedì prossimo. Buona serata a tutti. Questo programma è stato offerto da Micra.